Gettonista di 76 anni, il pediatra indagato stamane l'autopsia sulla piccola Ludovica. Apriamo con questa notizia l'edizione di oggi di Edicola Belluno, notizia che troviamo sul Corriere delle Alpi a pagina 23 che riguarda appunto la piccola Ludovica morta a solo 2 anni. Il medico, uno straniero, stava lavorando nel reparto dell'ospedale di Feltre venerdì notte, ha visitato e dimesso la bimba. L'articolo è a firma di Gigi Sosso. Pediatra gettonista in pensione, il medico indagato per omicidio colposo dopo la morte della piccola Ludovica Nessenza è uno straniero. L'uomo c'è sempre la presunzione di innocenza e può anche non avere alcuna responsabilità. Sarebbe in quiescenza da diverso tempo, ma lavora ancora a gettone per l'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre. Era di servizio nella notte tra venerdì e sabato e dopo aver visitato la piccola di 2 anni ne ha firmato la dimissione facendola rientrare nella casa di Borgo Valbelluna con il papà Renzo e la mamma Martina. Classe 1949, ha esercitato a lungo in Italia e non ci sono discussioni da innescare sulle sue competenze sia in generale che specialistiche. È difeso da un legale di sua fiducia, probabilmente del Foro di Vicenza, che dovrebbe aver nominato 1 o 2 consulenti in vista dell'autopsia di stamattina all'obitorio dell'ospedale San Martino di Belluno. La Procura della Repubblica ha conferito l'incarico al medico legale di fiducia Antonello Cirnelli, che prima dell'esame giurerà davanti al sostituto procuratore Claudio Fabris, prendendosi poi almeno 3 mesi di tempo per il deposito della consulenza. Nel frattempo dirà al magistrato quello che è già emerso sulla base della sua grande esperienza. Ci saranno anche 2 specialisti nominati dalla famiglia Nessenza attraverso la toga milanese Roberta Sommavilla, presumibilmente un anatomatologo e un pediatra. Scriveranno anche loro una consulenza con la fondata possibilità di non arrivare alle stesse conclusioni dei colleghi. I quesiti di Fabris dovrebbero riguardare la causa del decesso della paziente e a fare la differenza sarà l'esistenza o meno di un collegamento tra la condotta del medico e la morte della bambina. Il nesso di casualità sarà decisivo in un senso o nell'altro. Se sarà individuato non mancherà la richiesta di rinvio a giudizio del sanitario, in caso contrario si andrà verso l'archiviazione del fascicolo che spetterà al giudice per le indagini preliminari, salvo opposizione da parte dei familiari. I genitori della bimba hanno formulato un'unica richiesta alla magistratura: diteci perché è morta Ludovica, e hanno tutto il diritto a una risposta precisa in scienza e coscienza. Non si sono capacitati del fatto che il medico abbia deciso per la dimissione dopo che avevano avuto la netta sensazione che la visita fosse stata troppo veloce di fronte a sintomi come febbre alta e difficoltà respiratorie. Il medico ha fatto tutto quello che doveva fare o ci sono state delle negligenze? Il medico di base aveva ipotizzato un virus influenzale da curare con il paracetamolo e Ludovica era un codice bianco al triage del pronto soccorso pediatrico, ma gli esami previsti sono stati eseguiti? Una bambina così piccola non è certo in grado di dirti come si sente e come prova in quel e cosa prova in quel momento, senza sottovalutare il fatto che ci sono malattie pediatriche molto difficili da diagnosticare. Sarebbe bastato trattenerla per evitare la tragedia? Il dottor Cirnelli ha un compito delicatissimo e insieme a lui gli altri colleghi impegnati in una vicenda drammatica che ha scosso la comunità di Borgo Valbelluna. Dopo l'esame autoptico, il nulla osta alla sepoltura della procura ai funerali della piccola Ludovica. Il focus, sempre a cura del Corriere delle Alpi, presto parte l'indagine interna, necessari contratti a termine. L'USL numero 1 Dolomiti avvierà la settimana prossima l'indagine interna dopo la morte di Ludovica Nessenza. Un atto dovuto che scatta sempre nell'azienda sanitaria quando succede un fatto grave, in questo caso addirittura irrimediabile. Si chiamano audit e sono una valutazione sistematica utile a verificare se specifici criteri sono stati soddisfatti in un'organizzazione, un sistema, un processo, un bilancio. Cosa non ha funzionato? In poche parole. Può sembrare sorprendente il fatto che un pensionato di 76 anni sia ancora al lavoro con un contratto annuale a gettone prorogabile. In realtà è una necessità in provincia di Belluno, perché evidentemente di medici più giovani non ce ne sono sul mercato del lavoro. Dell'unità operativa complessa di pediatria e patologia neonatale dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre sono in organico una responsabile, 5 medici e un coordinatore infermieristico. Tutti gli altri sono i cosiddetti gettonisti, cioè professionisti ingaggiati a gettone con un contratto a termine di anno in anno. Nel caso del medico indagato era previsto che prestasse servizio per un massimo di 13 turni al mese, ciascuno della durata
della durata di 12 ore. Risulta che in precedenza l'uomo avesse lavorato soprattutto a Padova prima di spostarsi a Marostica e andare in pensione e diventare disponibile per un incarico libero professionale. Era l'unica soluzione per affrontare efficacemente l'emergenza della carenza di specialisti pediatrici, garantendo così la necessaria continuità nell'assistenza sanitaria per i giovani pazienti del Feltrino. La tragedia è capitata quando in servizio c'era lui e c'è la sua firma sulla dimissione, ma poteva succedere a chiunque e comunque il necessario garantismo impone di non arrivare a conclusioni affrettate e di rinviare tutto a dopo l'esame autoptico fissato per stamattina all'obitorio dell'ospedale San Martino di Belluno. Peraltro le risultanze definitive arriveranno nel giro di 3 mesi almeno e potrebbero anche non bastare. Ci potrebbe essere la necessità di una o più proroghe. L'approfondimento è sempre a firma di Gigi Sosso. Passiamo adesso alle notizie presenti sulla prima pagina sempre del Corriere delle Alpi, notizie di richiamo ovviamente che troverete all'interno di questa edizione del quotidiano bellunese. Ovviamente la notizia in primo piano riguarda appunto quella che abbiamo appena letto, che ci porta a Feltre, il pediatra indagato è un medico a gettone, l'articolo a firma di Gigi Sosso, l'approfondimento a pagina 23. Dal MAS, Francesco firma invece questo articolo che troverete a pagina 2 e a pagina 3, la protesta, impianti a fune, pronti ricorsi dopo i tagli del governo. E ancora foto di copertina, Toni, peccato per Brignone e Bassino, ma i giochi gli azzurri possono far bene. Il tal sci sarà più forte della sfortuna. Gustav Toni, leggenda dello sci azzurro, in una foto recente. L'intervista di De Rosa vi aspetta da pagina 42 a pagina 43. Università, la nuova prova, accesso a medicina, 1 su 10 rinuncia, più di uno studente su 10 non si è nemmeno presentato, si è svolta così la prima prova del semestre filtro dei corsi di laurea sanitari, medicina, odontoiatria e veterinaria all'Università di Padova. Erano infatti 3.259 gli iscritti, ma si sono presentati in 2.867, intanto a Venezia è partito il nuovo corso in lingua inglese per 100 studenti. L'approfondimento di Fioretto e Gargioni a pagina 14. Andiamo ancora con altri richiami presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi verso le Olimpiadi. L'allarme dei residenti a Socrepes, lo squarcio si è allargato. Cabinovia a Socrepes, avanzano i lavori ma anche la crepa nel terreno. L'articolo di Menardi a pagina 31. A Belluno, punto informazioni, a Bodi, ministro dello sport italiano, Simico rispetterà le tempistiche e l'approfondimento di Michielli a pagina 19. E il Corriere delle Alpi ci ricorda che mancano 77 giorni ai Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Richiamo sempre per quanto riguarda in questo caso la politica veneta, che trovate sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Zaia, 15 anni dopo, e l'autonomia, la mia, è l'autonomia, la mia incompiuta. Il governatore Luca Zaia ieri a Palazzo Balbi a Venezia, l'intervista è firma di Laura Berlinghieri e Rocco Currado. Cristina Contento firma questo articolo a pagina 21, suona il braccialetto elettronico arrestato a pochi metri dalla vittima, e a pagina 24 diffonde le foto hard del marito per vendetta, moglie a processo. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso ovviamente la notizia in primo piano riguarda sempre la tragedia avvenuta all'ospedale di Feltre, Santa Maria del Prato. Ludovica, nei guai un pediatra a gettone di 76 anni. Era in servizio la notte della visita, prescritto soltanto un aerosol, all'articolo di Scarton a pagina 10. 76 anni, stimato nell'ambiente medico, libero professionista e a gettone, ovvero uno di quei medici assunti a tempo per ovviare alle carenze di personale sanitario. È il profilo del pediatra in servizio nel reparto dell'ospedale Santa Maria del Prato di Feltre che è stato inserito, unico nome, nel registro degli indagati per la morte della piccola Ludovica di soli 2 anni. L'ipotesi di reato per il pediatra è di omicidio colposo. Stando alla testimonianza dei familiari, dopo la visita avrebbe prescritto solo un antibiotico e un aerosol a fronte di un quadro clinico importante. Oggi è anche il giorno dell'autopsia sul corpo della bimba, accertamento dal quale potrebbero arrivare risposte sulle cause che hanno portato all'improvviso decesso, definendo quindi se la condotta del pediatra sia stata corretta o troppo frettolosa e le eventuali responsabilità. Nel frattempo tutta la comunità di Borgo Valbelluna, a iniziare dal sindaco Stefano Cesa, si è stretta intorno alla famiglia.
Altra notizia messa in primo piano sulla prima pagina del Gazzettino di Belluno: gioco d'azzardo, bruciati 160 milioni, l'agenzia dei monopoli. I bellunesi nel 2024 hanno speso più di 800 euro pro capite, forti puntate nel poker e nel blackjack online. La febbre del gioco segna temperature altissime tra le Dolomiti, gratta e vinci, lotto, scommesse sportive, poker, soprattutto poker e blackjack online. Sono loro a richiamare maggiormente l'attenzione dei giocatori italiani e di conseguenza anche di quelli bellunesi. Sì, perché in provincia si gioca fortissimo, 160,7 milioni di euro bruciati nel solo 2024. 160 milioni 677.322,63 euro per la precisione. Significa quasi 815 euro pro capite l'anno, praticamente l'equivalente di oltre 2 settimane di uno stipendio medio da impiegato. Ma nel conto ci stanno anche i neonati, gli anziani e tutti coloro che non sanno neppure cosa sia un gratta e vinci. Tradotto, c'è chi spende molto di più e si gioca anche le mutande. Tra l'altro, nel dato della raccolta gioco dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli resta escluso quanto viene speso per le slot machine. Un altro puzzo senza fondo. L'approfondimento di Damiano Tormen lo troverete a pagina 3. La foto di copertina è dedicata invece al futuro del Nevegal per quanto riguarda la stagione invernale. Cannoni inutilizzabili, sblocco fra pochi giorni. Freddo sì, ma manca l'acqua, addio neve. Il paradosso: ci sarebbero le condizioni ideali per l'innevamento artificiale. L'articolo di Federica Fant a pagina 7. Anche il Gazzettino di Belluno dedica spazio alla visita del ministro allo sport a Bodi in provincia di Belluno. Questo è il titolo: a Bodi e i giochi, Cortina un modello per il futuro. L'articolo di Lazzarin a pagina 2. E sempre a proposito di Olimpiadi, mondiali al via, prime gare di bob, skeleton e slittino, lo Sliding Center alla prova del 9, struttura quindi che servirà per le Olimpiadi, ma la prima prova è quella appunto dei mondiali che è in programma prossimamente, ovviamente in questo caso a Cortina d'Ampezzo. Per quanto riguarda lo sport, bella notizia per il mondo dell'hockey: impresa afro, battuto l'Asiago, cade l'Alleghe disfatta del Feltre. Feltre, comitato tappa per la corsa rosa, curerà eventi e promozione. L'articolo di Scarton a pagina 8. Giovanni Santin a pagina 10 firma il seguente articolo: l'inaugurazione, uno showroom sull'Avenida, Marcolin apre a Barcellona. L'azienda longaronese, leader dell'occhialeria, ha celebrato il nuovo spazio nel cuore della metropoli catalana, è dinamica e strategica. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.